onda la rassegna stampa. Io ti capisco, sono le cose importanti queste. Hanno rinviato il Paio di Siena. Da quanti anni? 100 e passa... Era da 155 anni che non rinviavano il Paio di Siena e l'hanno rinviato. E c'è qualcuno che continua a pensarci a quest'ora del mattino, pensa, oh mamma mia, oggi lo fanno oggi? Dipende, perché se c'è qualche nuvoletta non scherziamo, ragazzi, non scherziamo, Madonna Signor, polenta taragna, aiutami tu. Oggi tutti i quotidiani sono divisi, quelli di destra e quelli di sinistra. Quelli di sinistra scrivono emergenza caldo. Guarda, te lo faccio subito vedere. Guarda il Corriere. Emergenza caldo. Giustamente 4 morti. E c'è il caso Rider. Mattarella dice lo Stato deve fare prevenzione. Questo è il Corriere. Repubblica. Emergenza caldo. Scoppia il caso Rider. La Stampa. Italia rovente. Vergogna Rider. Oh, che fantasia. Si scherza e si ride, però effettivamente gli hanno dato un aumento di pochi centesimi se la temperatura supera i 40 gradi. Chiaro che uno che fa Rider deve essere pronto a tutto. Devi essere un po' sportivo, diciamo così, ecco, e quindi non lamentarti più di tanto. Però Italia rovente, emergenza caldo. Questi sono i giornali di sinistra, Poi se passi a quelli di destra si fa per dire, guarda un po' la verità, il caldo è il nuovo Covid. Terrorismo mediatico, ogni decesso è attribuito al clima. Il Giornale, caldo, fregatura in arrivo, eurofollie green. E poi Libero, il ritorno degli eurodeliri verdi, perversioni del tempo. Capite un attimo come sono divisi quest'oggi i quotidiani, e questo è il titolo principale, non è che andiamo all'interno eccetera. Tu dici non è successo un cacchio di niente? Del Dalai Lama non frega niente nessuno, che ha detto io mi rincarno dove, come, quando voglio, non rompetemi le balle. Bravo Dalai Lama, abbracciamo il Dalai Lama, siamo tutti un po' buddisti, almeno quelli non ti rompono i coglioni nella casella delle poste, dai, che cavolo. Ne parliamo oggi, ragazzi. Arriva Rossano Sasso alle 8:45 e ci parlerà proprio di questa islamizzazione in atto. Tutto cominciò qualche anno fa, quando il regista Simone entrò in via Bellerio con quel barbone e quel colorito particolarmente scuro che ricordava davvero un marocchino. Da quel giorno tutti ci abituammo, era una cosa normale vederlo qua in Bellerio, nessuno più lo fermava, nemmeno i militari gli chiedevano i documenti. Giorno dopo giorno la situazione peggiorò e ci furono centinaia, migliaia di Simone tutti intorno a noi, e qualcuno ti chiedeva anche perché non diventi islamico, diventa islamico. Signore mio, un tempo c'erano i testimoni di Geova, quanto li amavo. Un tempo c'era il tizio che ti citofonava giornale comunista. Adesso ne parliamo alle 8:45. Buongiorno, non ho ancora salutato, ma oggi è così, buongiorno, io sono Sammy Varin, salve. Simone c'è davvero, esiste davvero e si sdoppia, tra poco ne arriva un secondo selezionatissimo che si chiama anche lui Simone. Sembra un po' quando avevo le fidanzatine io tanti anni fa che facevo radio e ho cominciato a cambiare. Ed era un casino, perché sai, per radio a un certo punto ti metti a salutarle, mandiamo un saluto anche a Giulia, e cambiando fidanzata, e mi sentivano tutte. Allora ho cominciato a cambiare fidanzata, ma tenendo lo stesso nome, che non è, sembra difficile ma non è facile, e insomma cambiavo, ma si chiamava sempre Alessandra, per cui era bellissimo. Salutiamo Alessandra, che in questo momento di Alessandra ce n'erano 4, 5, 6 salutiamo Alessandra, che magari mi sta ancora ascoltando, può capitare, certo, ci si sposa assolutamente, ma i vecchi amori non finiscono mai, soprattutto uno che fa controinformazione come Sammy Varin.
su Radio Libertà. Che cavolo, Radio DAB, sito radiolibertà.net, la nostra applicazione da scaricare, l'avete scaricata? Perché il canale 252 al che più abbiamo dovuto fare a meno del canale 252, lo diciamo per chi è ancora lì che aspetta, non va, non c'è. Ok, per ora, poi magari in futuro, che ne sai, dipende anche da voi. Se ci date una mano sul sito radiolibertà.net cliccando sostienici, poi abbonati, oppure andando in posta, conto corrente postale 37671294 e ci fate un versamento di qualunque entità. Contiamo su di voi, ma intanto giustamente vi ho spiegato la differenza di vedute, diciamo così, sul caldo, la notizia principale oggi su tutti i quotidiani, però mi sembra anche doveroso andare sul giornale più intelligente, che è questo, signori, Il Manifesto, quotidiano comunista, che titola "Potrebbe piovere". Attenzione, lo sapete che sono sempre spirituosen quelli del Manifesto. Si muore di caldo in Italia e in Francia, blackout continui, l'ONU fa i conti, i danni per il cambiamento climatico più che raddoppiati, ma la Commissione europea rivede al ribasso gli impegni, più flessibilità nella riduzione delle emissioni, come vogliono le destre. Dan, da, 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 e la frase sibillina spiritosa: potrebbe piovere. Questa è l'apertura del Manifesto. Fa meditare, che state meditando, certo, ma è bello meditare a quest'ora del mattino. Saluto anche gli amici che ci seguono la sera, perché sono io, anche la sera dalle 8 alle 9 di sera va in replica un pezzettino di rassegna stampa per farvi godere anche voi che non potete sentirmi la mattina, perché giustamente avete qualcosa di più intelligente da fare. Mi sono perso, dopo aver visto il Manifesto, tu leggi il Manifesto e non vedi più nulla. No, volevo leggere par contro anche Il Secolo d'Italia, che svela, era da giorni che se ne parlava, pissi bau bau sui quotidiani di sinistra, e insistevano, e io facevo finta di niente perché sapevo che erano cacchiate, e infatti è una cacchiata, però giustamente oggi Il Secolo d'Italia lo mette in apertura e quindi è giusto parlarne e vedere la chiave anche di interpretazione che dà un giornale vicino a questo personaggio. Il personaggio è Giuli, signori, e qui si parla di cultura, il ministro della cultura Alessandro Giuli. Il titolo del quotidiano Secolo d'Italia è "Strega avvelenato. Giuli non va al premio. Non ho nemmeno i libri. Fratelli d'Italia, sgarbo o epurazione?". Devo dire che non è una novità che Giuli non vada al premio Strega, ma sentiamo cosa scrive Walter Delle Donne nell'editoriale. Continua la resistenza dell'amichettismo di sinistra al governo Meloni e ai suoi ministri. Fanno resistenza. L'ultimo dispetto arriva dagli organizzatori del premio Strega, lo stesso dove 2 anni fa Geppi Cucciari interrogava il ministro Sangiuliano sui libri in gara, neanche fosse un maturando, ricordate? Gag divenuta virale che ovviamente non si era mai vista quando i ministri erano di centrosinistra. Do you know Veltroni e Franceschini? E in quelle sere d'estate era solo un profluvio di inchini, riverenze, bacetti e di caro diario, grazie Walter. Stavolta non c'era, forse aveva Pilates. Allora gli organizzatori hanno usato un più sottile e velenoso approccio: invitare il ministro della cultura Alessandro Giuli, ma facendogli notare sottilmente che la sua presenza non era troppo gradita. Il ministro della cultura ha colto, ha preso atto e quindi ha annunciato la sua defezione. Ufficialmente Giuli sarà assente per partecipare a Berlino a una serie di incontri bilaterali all'inaugurazione della mostra sui bronzi di San Casciano, ma la defezione è chiaramente polemica, visto lo sgarbo ricevuto dagli organizzatori. In genere, ha detto Giuli parlando coi cronisti in transatlantico, mi risulta che gli amici della domenica ricevevano dei libri relativi al premio Strega, che li leggano come io ho fatto quando ero considerato tale e poi diano il loro voto. Registro il fatto che sono invitato alla serata del premio Strega, sono stati carinissimi,
però non ho ricevuto nessun contatto e nessun libro. È un po' curioso che uno debba andare alla serata del premio Strega non avendo ricevuto i libri per cui si organizza la serata. Tan da da dan, e questa è l'apertura del secolo d'Italia, così siete informati anche su queste cose importanti. Per la sinistra sono robe basilari, chiaramente, cioè stanno basando la loro esistenza sul fatto che Giuli vada o no al premio Strega, sai, cultura, queste cose, uno rappresenta la cultura e non è di sinistra. Oh, signor. Oh, non vi ho detto il WhatsApp, aspetta un po', ma dov'è il fogliettino? L'ho messo qua, ecco, qua, scusate, non sto farneticando per i fatti miei, è il fogliettino che vi invita a WhatsApparci. Cosa vuol dire? Vuol dire che questa è l'unica non rassegna stampa, ho mai detto che è una rassegna stampa, alla quale potete partecipare anche voi, o telefonando dopo le 9 allo 0292947222, questa mattina dopo le 9:15 perché avremo il qui Europarlamento, oppure inviando un messaggio WhatsApp al 340 6709 659. Questo lo potete fare anche subito, immediatamente, commentando le notizie e commentando la giornata, cosa vi aspetta, facendomi una foto o un filmato di dove vi trovate in vacanza. Io trasmetto tutto. 340 6709 659 e fate parte anche voi della radio. È una cosa particolare, una radio così non esiste da nessuna parte, per questo che abbiamo le pezze al culo, c'è un motivo. Avvenire li mette tutti a tacere, titolando questa mattina in prima pagina: cambio di clima. Ha fatto la battuta. Oh, non sanno più cosa inventarsi per strapparci un sorriso mattutino. Messaggio per la giornata del creato. È la giornata del creato, caro Simone, e facevi finta di niente, ma oggi è la giornata del creato. La Commissione approva la nuova strategia più flessibile. Cambio di clima, scrive Avvenire. Leone lancia l'allarme sulla terra in rovina e chiede giustizia per i poveri, prime vittime. Ma l'Europa rallenta sulla transizione ecologica, possibili tagli di CO2 anche nei paesi terzi. Europa rallenta, io non è che ci creda molto, però adesso lo vediamo più in particolare. La Meloni dal Papa. Abbiamo visto non solo la Meloni, ma praticamente tutto il governo di centrodestra, ma siamo contenti, ci ha fatto piacere. Sempre, e siamo in prima pagina sul quotidiano dei vescovi, Avvenire, il Medio Oriente. Trump anticipa il consenso israeliano al piano per uno stop al conflitto di 60 giorni, Hamas tace, Hamas sta decidendo, dategli tempo, un solo sì sulla tregua a Gaza. Oggi c'è l'intervista a Pizzaballa, ancora lontani dalla pace, ma dobbiamo costruire un percorso. Quest'oggi sul quotidiano Avvenire. Cambio quotidiano, e visto che l'abbiamo un po' bistrattato negli ultimi giorni, perché c'era il tempo, ancora oggi il tempo ricchissimo, e non scherziamo, oh signore mio, ho visto una cosa, no, non posso, signori. C'è Repubblica che a pagina 23 scrive: Ius Schole, la mossa di Forza Italia, pronti a votarlo con il PD. Me ne vado, guarda, mi rifiuto. Non è possibile, è uno scherzo. Cioè anche ieri un giornalone scriveva che la Lega è pronto a candidare Giorgetti a Milano, ed era una cacchiata, che mi sembrava un po' fortina la cosa. La Lega ha smentito. Però niente, no, ho detto qualcosa, fate finta che non, perché lo so che vi cade il biscotto che stavate pucciando nella colazione, vi cade dentro nella tazza, e dispiace sempre quando un biscotto cade nella tazza, c'è quella sofferenza, quel pathos che dice: lo ritroverò
Come lo ritroverò? Libero, perversioni del tempo, bello come titolo, perversioni del tempo, e parla giustamente in prima pagina Libero del ritorno degli eurodeliri verdi. Sull'onda dell'allarme caldo, il governo UE vara un nuovo piano per il clima. Dai sindacati agli industriali sono tutti d'accordo. Distruggerà l'economia. Quindi non è che siamo proprio così felici di questo piano europeo, non è così come scrivono i giornali di sinistra, ma sono ancora sul Libero, in taglio alto, lo dice anche il Libero: Giuli diserta lo strega, mi considerano un nemico. Il ministro e il premio letterario mi hanno invitato senza mandarmi neanche i libri. Fateci un pensierino. Siamo ancora sul Libero, a maggio 24,3 milioni al lavoro, è record. Mai così tanti occupati in Italia. Ve lo abbiamo anticipato ieri mattina, in cui in Parlamento sono usciti dati, insomma, che fanno ben sperare. Sperano meno i bevitori. Già, perché signore e signori, in prima pagina sul Libero Fabio Rubini ci dice che arriva l'alcoloc, si dice così: se bevi l'auto si ferma, ciapala lì. Legge di Salvini per i recidivi. Ma non è finita, poi vi parlo anche dei monopattini. Perché eravate lì ad aspettare questa targa, arriverà, e stanno per arrivare le targhe. Aspetta, non ci sono ancora, però sta per arrivare veramente questa, che sarà una mazzata sicuramente per chi vuole fare il bello e il cattivo tempo con quelle cose che ti passano da tutte le parti. C'è la targa, basta segnarsela, e la targa non sarà riconducibile a questa associazione, questa cosa, cioè sarà la targa che parla di te, intestata a te che guidi il monopattino. Quindi diciamo che è finita la pacchia, se può di. Da Libero, signori, giustamente andiamo sul Corriere, come ti dicevo, in taglio alto: emergenza caldo, 4 morti e c'è il caso Rider. Ma cos'è il caso Rider? Allora, qualcuno l'ha anche fatto questo appello: non ordinate da mangiare o da bere eccetera quando fa troppo caldo. Non si mangia, non si beve, no, perché fate venire il Rider con 40 gradi. E scherzi a parte, avete visto che stanno anche morendo, non i rider ma altre persone, in spiaggia, in Sardegna. Dove vai tu in vacanza, Simone? Tu vai in Puglia a pescare, lo so. E io pensavo di andare in Sardegna, a questo punto dico, ma forse è il caso di non andarci, perché si muore in spiaggia. Si muore in spiaggia. Uno dice, ma devo proprio andarci a morire in spiaggia in Sardegna? Bellissima, morto. Il caldo continua a non dare tregua, sono sul Corriere. Ancora ieri temperature record in diverse città d'Italia. Il caldo eccessivo ha provocato ancora delle vittime, 4 morti. Polemica per la proposta di un bonus per i rider. Gli diamo più soldi, una delle categorie più esposte. Sull'emergenza interviene anche il presidente Sergio Mattarella: lo Stato deve fare prevenzione. Ma perché c'è polemica se gli diamo più soldi? Dopo ve lo dico. Cortina isolata, ora teme altre frane. Chiaramente il Corriere porta un po' sfiga, ma per le Olimpiadi del 2026 sarà tutto a posto, ok? Trump che taglia le armi a Kiev. Anche questa è una notizia importante, proprio in centropagina sul quotidiano Il Corriere. Mosca applaude, la fine della guerra è più vicina. Hamas sul piano USA, sì, solo col ritiro israeliano. Quindi Trump taglia le armi a Kiev dicendo vengono prima gli interessi americani, e l'Ucraina dice scelta disumana. Washington riduce la fornitura di armi all'Ucraina, soprattutto quelle difensive, a partire dai sistemi di difesa antiaerea Patriot. Prima ci sono le esigenze degli Stati Uniti, ha spiegato il presidente americano Trump. Una scelta disumana, il commento di Zelensky. Mosca accoglie con favore la decisione della Casa Bianca, crisi di Gaza, Hamas no al piano USA. Così
sintetizza in prima pagina il Corriere. Il rapper colpevole di induzione alla prostituzione è Puff Daddy Camp, 55 anni, è stato dichiarato non colpevole per le accuse più gravi. E poi giustamente di spalla, meno male, lo scrive anche il Corriere, l'occupazione cresce ancora. L'Istat dice la più alta dal 2004. Nuovo record per l'occupazione in Italia. I dati Istat segnalano per maggio che lavorano 24,3 milioni di persone, 80.000 in più rispetto al mese precedente. Si tratta del dato più alto del 2004. Stiamo cambiando passo, ha commentato la Meloni. Questa è la prima pagina del Corrierone. E visto che stiamo parlando di caldo, fa caldo certo, però forse qualcuno sta esagerando, vi porto all'interno. Siamo a pagina 10, caldo estremo, 4 morti e ora allerta per il rischio nubifragi. E il Papa dice che la nostra terra sta cadendo in rovina e Mattarella dice prevenzioni contro le catastrofi. Vero è, ti dico la verità, è che anch'io comincio a preoccuparmi quando vedo dei nuvoloni neri all'orizzonte e come l'altra sera su Varese sentiva boom boom, manco ci fosse la guerra, e ti viene un po' di paura, dici cacchio, speriamo che non faccia danni o problemi gravissimi. Fatto sta che qualcuno però sta esagerando, sta ciurlando nel manico, ne vuole approfittare e poi Pluto se ne sta andando. Adesso arriverà Minnie o Gamba di Legno, non lo so, ma l'anticiclone di origine africana, e noi abbiamo solo quelli ormai qui in Italia, che tra fine giugno e inizio luglio ha investito l'Italia, se ne sta lentamente andando. Prevedo e stravedo che questo weekend potrebbe migliorare. Mago Varin, migliora la situazione questo weekend, ma non dico più niente, sto parlando troppo. Una CIG speciale se si ferma al lavoro, bonus per i rider, polemica su Glovo, scrive il Corriere. Ma perché questa polemica su Glovo? Perché aspetta, non ci arrivo, calma. Da domenica temperature in calo. Hai visto? Il grande caldo non è per sempre. Cioè, capisci che questo è il Corriere. Il grande caldo non è per sempre. Oh, grazie Corriere, grazie. Possiamo cominciare la giornata, Il grande caldo non è per sempre. Ti amo Corriere. Nei prossimi giorni le alte temperature sono destinate ad abbassarsi da dopo il weekend, quindi già nel weekend farà ancora caldo. Nel nord Italia, a partire già da domenica 6 luglio, lo spostamento dell'anticiclone subtropicale Pluto dovrebbe determinare un calo di circa 6 gradi, ma anche un intensificarsi di fenomeni di instabilità. In particolare, a causa del repentino cambio di pressione potrebbero esserci nubifragi, grandinate, anche di forte intensità, tifoni, aggiungo io, cos'altro? No, ma è vero, è tutto vero. Le regioni centro-meridionali e le isole dovrebbero essere meno interessate dal complessivo calo delle temperature, con una rinfrescata di un paio di gradi appena. Tutto, avvertono i meteorologi, dipenderà dalla traiettoria che seguirà la perturbazione in arrivo dalle latitudini polari dell'Atlantico, che interesserà sicuramente l'Europa centrale. Bisogna soffiare. Soffia che la nuvola va di là. Per gli esperti esiste la possibilità che la perturbazione, dopo aver interessato il nord Italia, devi verso i Balcani. Comunque la Protezione Civile ha diramato allerta gialla in Lombardia, Marche, Abruzzo, Molise per rischio forti piogge e fenomeni estremi. Ma stiamo parlando del weekend. Oggi sono 18 le città da bollino rosso secondo il Ministero della Salute: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona, Viterbo. Domani la lista si allungherà arrivando anche a Pescara e Venezia. Attenzione, hanno intervistato pure lo psicologo. Che cazzo, cos'è lo psicologo del PD? Condizioni che creano incertezza, così sviluppiamo ansia e aggressività. Lo sapevo, io mi sentivo più ansioso e aggressivo in questi giorni. Lo psicologo dice che è colpa del
è caldo, ma dai. L'AFA nelle città, sono ancora sul Corriere, signore, pagina 13, ma per farvi vedere come i giornaloni ci fanno un lavaggio del cervello, siamo tutti lavati, l'AFA nelle città e addirittura mettono i quartieri delle grandi città dove fa più caldo. Non è possibile. Dove abiti allora? Parco Sempione fa un caldo boia. Porta Venezia ha tutti morti. Zona Duomo su alla Madonnina, hai visto l'altro giorno hanno portato giù una cinese, l'hanno tutta imbarellata, l'hanno calata giù dal Duomo, che paura. A Roma Villa Borghese, vabbè, adesso vi faccio le previsioni dei quartieri. Anche a Napoli fa caldo. Nei centri più grandi trovare riparo è quasi un'impresa. Milano a terra tocca i 47,5 gradi. Bella meditazione, certo. Abbiamo visto che sull'autostrada molto spesso si scioglie l'asfalto, è vero. E c'è anche la canzone Sciolgo le 13 cavalli, non è quella, vabbè. 47,5 gradi a terra. Cioè, cosa siamo, formichine? Certo, si è parlato anche di quello, non delle povere formiche delle quali non gliene frega niente nessuno, ma dei nostri amici animali. L'altro giorno su un giornalone si parlava proprio, attenzione, al vostro cane, al vostro gatto, farlo camminare quando fa troppo caldo perché si possono scottare. Oh, ragazzi miei, mamma mia, no, ma oggi va bene, eh? Oggi va bene. Comprare il Corriere, ti senti meglio. Per fortuna il Corriere parla anche del Dalai Lama. Io ho una simpatia grandissima per il Dalai Lama, per il Tibet. Volevo farmi buddista, poi, la faccia un po' ce l'ho, certo, però ho detto, vabbè, siamo in Italia, facciamo, i cattolici ce ne sono ancora, se non riceviamo tutti nella casella delle poste l'invito a diventare musulmani. 90 anni del Dalai Lama, sono pagina 17 del Corrierone. Il leader dei tibetani fa infuriare Pechino. La Cina non sceglierà il mio successore. La replica decidiamo noi. Paginone a pagina 17 sul Corriere, uno dei pochi che oggi gli dà spazio, con Paolo Salom si parla dello scontro tra il capo spirituale in esilio e il governo della Repubblica Popolare. Qualcuno ricorda come la Lega si sia schierata fin dai tempi con il Tibet. Ci facevamo anche la partita a calcio. Sì, mancano 2 minuti, ma faccio in tempo a girare ancora sul Corriere. Guarda che, signori, monopattini, nuove regole. Ecco il targhino collegato al conducente. Il Ministero ha pubblicato le caratteristiche del contrassegno. Eccolo qui il targhino, ok? E questo targhino chiaramente aiuterà molto a ritrovarvi se fate cacchiate con questo monopattino. Parallelamente, sì all'alcolock. Il ministro Salvini ha firmato anche il decreto sull'alcolock, deterrente per i recidivi. Paginone quest'oggi sul Corriere, ma non soltanto, dedicato ai monopattini. È finita la pacchia. Ed è finita anche la rassegna stampa. Io vado a casa, buonanotte. Magari no. Adesso c'è la pausa musicale. Ogni mezz'ora Sammy Varin lancia un artista indipendente quasi sempre sconosciuto a livello nazionale e voi potete naturalmente scrivermi nel momento in cui sentite la musica cosa ne pensate, vi piace, non vi piace, ma soprattutto commentare le notizie del giorno. Il numero per i WhatsApp è 340 67 09 659 e a grande richiesta torniamo ad ascoltare un bravissimo sassofonista e clarinettista, si chiama Luigi Zimmitti. Nella sua raccolta musicale ha un intero album dedicato cavolo ragazzi, alle bellissime colonne sonore. Oggi addirittura vuole ricordare Malena.
Ci fa sentire bene, ci sentiamo molto bene ascoltando questa musica e grazie e complimenti a Luigi Zimmitti dalla Sicilia. C'è anche un bellissimo video con questa Malena al sax e al clarinetto. Luigi Zimmitti da Piazza Duomo Ortigia, Siracusa, riprende il film con Monica Bellucci e la regia di Giuseppe Tornatore. Bei ricordi, ma soprattutto belle emozioni indipendenti ascoltando Sammy Varin su Radio Libertà. Buongiorno, buon mattin da Sammy Varin. La nostra è una non rassegna stampa, nel senso che non siamo tutti seri e blasonati, cerchiamo anche di strappare un sorriso e qualche considerazione diversa rispetto alle altre radio, considerazioni che potete lanciarmi, proprio anche tirarmi come fossero pomodori in questo momento al 340 6709 659. Il bello di avere una radio è che la possiamo usare a nostro piacimento, anche per protestare contro Roberto Poletti. Sacro Roberto Poletti, simpaticone su Rete 4, adesso tocca a lui fare ogni sera in queste serate d'estate. È stato direttore tanti anni fa di Radio Padania, Poletti, lo conosciamo bene. Però, da quando è su Rete 4 è non sempre dalla nostra parte. Fa il cacchio che gli pare. L'ineffabile Roberto Poletti, scrive un ascoltatore, la sua collega, la collega è comunista, ieri sera su Rete 4 sulla striscia che presentano alle 20:30 ha dato prova della sua ostilità contro la Lega. Dopo aver dato la parola a tutti con degli interventi anche molto lunghi, ha fatto parlare la Ceccardi per 10 secondi, togliendole la parola e mandando la pubblicità.
al rientro non l'ha fatta parlare. Succede spesso sto giochino che d'altronde c'è alle 9, poi qualche minuto prima c'è tutte queste pubblicità che sono obbligatorie e quindi ti taglia, dice no, ci sentiamo tra poco, e quando si rientra non la fanno parlare perché poi magari va in onda un servizio, eccetera. Non sopporto questo tipo di giornalismo asservito. Ho girato canale, non l'ho più guardato. E io vi capisco, ragazzi, vi capisco. Io faccio ogni tanto la battuta sull'amico Cruciani, dalla radio di Confindustria che per decenni ci ha preso in giro. Quelli sono i potenti, ragazzi. Sei al servizio dei potenti ed effettivamente probabilmente ogni tanto qualche consiglio i potenti te lo danno su cosa dire, cosa fare. No, sono malelingue, cantava Ivan Graziani. Ve la ricordate? Maledette malelingue, bellissima. Sabato parte il tour 200 km circa sotto il sole. I rider dici che moriranno tutti? Oh, speriamo di no, ragazzi miei, non portiamo sfiga, però tra poco vi parlo, perché insomma c'è una certa arrabbiatura. L'aumento dello stipendio per i rider in caso di grande caldo è risibile, secondo qualcuno. Buongiorno Sammy, la cultura di sinistra è come una... che cos'è questo simbolo? La cacca secca, sono insopportabili gli espocchiosi. Malox a volontà, ti ascolto e saluti Enzo da Roma. Vabbè, non esageriamo, però è chiaro che loro pensano di essere i più bravi, di avere la cultura, eccetera. Ciao Sammy, il ministro Giuli poteva per una volta smettere di fare l'italico e comprarseli i libri di quei 4 scribacchini che vanno al premio Fattucchiera, poi alla fine presentarsi tra i sinistri con tanto di sorpresa. Ma va da sé, un italico e come tale non ha le gonadi, lo sapete amici. Questo è Luca da Brescia, il secessionista. Prima al nord se ne va e prima staremo meglio. Caro Luca, dipende con chi se ne va, perché se ci mettiamo a votare le leghe alpine lombarde, ragazzi miei, al posto di andare avanti si va indietro. Lorenzo da Como, ma quale clima che cambia? Oggi le notizie che mi fanno surriscaldare sono quelle su Forza Italia, che vuole votare lo Ius Scholae con il PD, e il nuovo Green Deal europeo che sta per arrivare. Ah, ma allora compri Repubblica, segna giù Simone, ascoltatore Lorenzo compra Repubblica. Ti stanno già bussando alla porta, questi sono i controlli padani, no? Vengono da te a vedere che giornale hai comprato. Fabio Vercelli, mi raccomando, state tutto il giorno in radio perché fuori estate fa caldo, altrimenti poi, ma già lo stanno facendo, riparte la conta dei morti. I rider per me inutili, potrebbero anche non lavorare più. Non scherziamo, Fabio, anche per me gli stadi sono inutili, ci coltiverei i pomodori, però sono uno dei pochi a pensarlo, anzi forse sono l'unico. Mi fermo perché giustamente me l'avete evocata e allora guarda che arriva dall'alto. Oh, il fantasma è Repubblica, emergenza caldo, scoppia il caso Rider, in centro pagina Trump, meno armi a Kiev. Ma attenzione battaglione, vado all'interno per dirvi il terrorismo mediatico dei giornaloni, e sto leggendo quelli più importanti, quelli che leggono quasi tutti. Bolle di calore, bombe d'acqua, allerta in 20 città italiane, il clima fa altre 4 vittime. Interessante, siamo a pagina 3 di Repubblica. Che cosa ha deciso ieri l'Europa sul taglio alle emissioni, non le emissioni dei preti, emissioni. Magari andassero tutti in missione, ne avremmo qualcuno da mandarci. Taglio alle emissioni. L'Unione Europea punta al 90%, target irrealistico. Quindi, chi è che ha detto che si è ammosciata la cosa, ormai non si taglia più per far contenta la destra? L'Unione Europea punta al 90% di taglio alle emissioni, target irrealistico sull'obiettivo per il 2040, perplessità del PPE, la Lega contro Ursula,
distrugge l'industria. L'obiettivo quindi rimane ambizioso. Sono su Repubblica, ragazzi. Tagliare entro il 2040 del 90% le emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990. La Commissione UE non ha fatto marcia indietro e ieri ha confermato i contenuti della sua proposta in tema di lotta ai cambiamenti climatici, e la Lega è incazzata nera. Distrugge l'industria, ha dichiarato la Lega. Giro la pagina e di cosa vuoi che si parli? Ma si parla ancora di caldo, protocollo contro il caldo, accordo governi parti sociali, non tutti i rider sono coperti e effettivamente a pagina 5, eccola qua, il bonus beffa di Glovo, pochi centesimi in più per le corse a 40 gradi. Per i sindacati così si trasforma un incentivo in incentivo, un pericolo per la salute. L'azienda si difende, misure compensative. Praticamente per una temperatura superiore a 40 gradi riceverai un bonus dell'8%. Se la temperatura è compresa tra 36 e 40 gradi, il bonus è del 4%. Tra 32 e 36 gradi, che comunque fa sempre caldino, ricevi un bonus del 2%. Pagina 5 del quotidiano Repubblica è un bel paginone che insomma attizza le polemiche. D'altronde Repubblica a cosa ci serve? Ci serve per fare polemica. Lo so dove volete che vada, lo so dove volete che vada. No, non mi fermo da Giuli che diserta lo strega, ci mancherebbe altro. Vado avanti ancora ed eccomi qua. Lo so, questo è il nodo del giorno, un nodo che ci si stringe al collo. Pagina 23 di Repubblica. Ius Schole, la mossa di Forza Italia. Virgolettato, pronti a votarlo con il PD. Tommaso Ciriaco, la proposta è destinata a spaccare la maggioranza. Ma no, ma perché? Come mai? Ma perché? Cosa c'è nella padella? E alimentare lo scontro ormai quotidiano tra Forza Italia e la Lega. Scontro quotidiano tra Forza Italia e la Lega. La consegna a Repubblica, il portavoce azzurro a Raffaele Nevi, quello simpatico, uomo di massima fiducia di Antonio Tajani. Se il PD decide di chiedere la calendarizzazione dello Ius Schole, ragiona davanti a un caffè alla buvette, io li proibirei i caffè alla buvette, noi siamo pronti ad approvarlo con loro. D'altra parte è un nostro progetto. E sta parlando Nevi, l'uomo delle nevi. Un passo indietro per comprendere la portata della proposta e pesarne le potenziali conseguenze politiche. È Tajani un anno fa a lanciare l'idea di riformare la legge sulla cittadinanza. Lo fa a dispetto della Lega, che subito si oppone. Il duello si consuma durante l'estate del 2024. Svegliamoci, il mondo è cambiato, dice il vice premier in una intervista a questo giornale, a Repubblica. Il paese è maturo. Alla fine, mi sento una pera, alla fine l'intero gruppo azzurro alla Camera a depositare la proposta, primo firmatario il capogruppo Paolo Barelli. A questo punto della storia però tutto si arresta, il testo resta fermo per lunghi mesi a Montecitorio. Ma cosa si ipotizza nello Ius Schole? Innanzitutto che un bambino nato in Italia da genitori stranieri possa ottenere la cittadinanza italiana se risiede regolarmente nel paese e ha ultimato 2 cicli scolastici, i 10 anni dell'obbligo. Si tratta di uno sconto di almeno 2 anni rispetto all'attuale disposizione, che prevede la possibilità di chiedere il passaporto solo con la maggiore età, quindi quando si diventa maggiorenni. Ma non basta. La proposta di Forza Italia permetterebbe pure ai bambini stranieri entrati in Italia entro il 5º anno di vita di diventare italiani, anche in questo caso dopo la scuola dell'obbligo. Il terzo tassello è la previsione di accorciare a 18 mesi il termine massimo per ottenere il passaporto, e su questo magari potremmo anche essere d'accordo, perché vero è che molti tranquillamente si aspettano i 18 anni e non fanno nessuna richiesta di diventare italiani perché non gliene frega niente. Vero è anche che chi fa questa richiesta entra nel giro pazzesco della burocrazia, che l'ha inventata il PD, lo sappiamo benissimo, e ci vogliono a volte anni prima di ottenere la cittadinanza italiana. L'unico partito a mostrarsi disponibile a sostenere la proposta azzurra, almeno fino ad oggi, è stata Azione.
Qualcosa però sembra ora muoversi anche nel PD, rimasto scottato dall'esito del referendum sulla cittadinanza. La tentazione, almeno in alcuni settori dei Dem, poi abbiamo visto ieri quante galassie che ci sono nei Dem, è impossibile parlare con tutti, la tentazione è incunearsi nelle contraddizioni della destra, si incuniano nelle nostre contraddizioni. Che cacchio volete dalle nostre contraddizioni? E aprire una riflessione sulla possibilità di votare assieme a Forza Italia e al resto delle opposizioni il testo, anche se giudicato insufficiente. Il nodo politico nel centrodestra resta la Lega, consapevole della difficoltà ne vi seleziona parole caute che servono a tendere una mano, almeno formalmente, agli uomini di Salvini. Non diamo mani. La nostra proposta prevede che si ottenga la cittadinanza solo dopo aver completato la scuola dell'obbligo, per certi versi addirittura più restrittiva, perché invece oggi si ottiene automaticamente al compimento del 18° anno d'età. Cosa vuoi dire? Che non fai un cazzo fino a 18 anni, non vai a scuola? Forse neanche i Rom. Però è lo stesso portavoce di Forza Italia a ammettere che al momento siamo gli unici nella maggioranza a sostenere il testo. Per questo intravede una sola possibilità per approvare il progetto: votarlo. Scusate, non riesco a proseguire. Mi viene, posso vomitare qui sul microfono? No, perché non si può pulire. Mi dice Simone che è impossibile da pulire. Votare questo testo, prendo fiato, state attenti, con il centro-sinistra. Cioè praticamente Forza Italia voterebbe la cittadinanza abbreviata con il centro-sinistra. Non ce l'hanno fatta col referendum, ce la fanno con Forza Italia. Se il PD chiede di calendarizzarlo, noi siamo pronti a votarlo. E d'altra parte è stato Tajani ad avere sostenuto di recente che lo Ius Scholae va approvato. Bisogna leggere il programma del centrodestra del 2022, ha detto 20 giorni fa, perché al punto 6 si prevede esattamente questo. Mi dispiace, ma è stato approvato da tutti. La Lega ha subito ribadito il suo no. Se il PD e il movimento aprono, nella maggioranza saranno scintille. E questa è la pagina 23 del quotidiano Repubblica. C'era un motivo per cui mi trastullavo sul quotidiano Repubblica e questo è il motivo. Dai, su, è passata, dai, basta. State tranquilli, calmi. Oh mamma mia, c'è anche Margherita che mi scrive, Margherita, e poi ancora lì davanti al 252. Margherita! Servizio non valido, lo so, purtroppo non siamo più in televisione, non abbiamo più il canale 252, ma abbiamo tante altre novità in serbo e chiaramente una di queste è scaricare l'applicazione di Radio Libertà per continuare ad ascoltarci, ma soprattutto per continuare a vederci, perché nella app di Radio Libertà non c'è soltanto la radio, ma c'è anche la televisione. Se non siete capaci di andare sull'App Store scrivendo Radio Libertà e scaricare gratuitamente l'applicazione, mi scrivete un WhatsApp anche adesso al 340 67 09 659 e io vi spedisco l'applicazione. Figata, cioè praticamente schiacciate il bottoncino e vi parte Radio Libertà, ok? Lo dico per tutti quelli che ci cercano sul 252. Purtroppo da qualche giorno non siamo più in televisione, portate pazienza, per fortuna siamo multipiattaforma, ma addirittura c'è chi è al citofono. Quanti ce ne sono? 10-20 fuori che ci stanno ascoltando dal citofono. E non scherzare, Sammy Varin, ma siamo davvero multipiattaforma su YouTube, su Facebook, cercate Radio Libertà, addirittura sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier. E salutiamo voi amici celoduristi della Lega. Ci sono più di 1 milione di persone su questa pagina che ascoltano la rassegna stampa di Sammy Varin. Tutti scemi? Non lo so io. Ci potete ascoltare e vedere sul sito radiolibertà.net
e naturalmente sulla banda DAB della radio. Anche qui molti di voi hanno un'auto recente vuol dire degli ultimi 5 anni, e non sanno che si può sentire Radio Libertà senza utilizzare internet nella banda DAB, che è una banda di ricezione come fosse la FM, la AM, solo che è tecnologica avanzata. DAB non utilizza i dati di internet, al c'entra niente, sono sempre onde elettromagnetiche che picciu arrivano alla vostra antenna, solo che sono digitali, come un tempo c'era il telefonino tax, vi ricordate che ci parlavamo a un certo punto, ciao Simo, entrava un po' di tutto, però si sentiva sempre, era bello per quello, perché era bello anche parlare disturbati, come si sente adesso in FM, quando il segnale non è potente, si sente certi disturbini, no, eccetera. Bene, nella tecnologia DAB questo non succede, come nel digitale televisivo, il segnale o c'è o non c'è. Se il segnale si impoverisce e diventa più povero, a un certo punto senti capito? Si sente che va e che viene. Perché? Perché 10100101 non si riesce a completare. Sto dicendo delle cazzate? No! Però questo per dirvi che se avete una radio DAB o ve la procurate, costa ormai 15 euro da Media World, potete ascoltare Radio Libertà in tutta Italia, basta che tirate fuori l'antenna. È un gesto molto erotico, ma estrarre l'antenna della radio DAB fa in modo che ci sentite perfettamente in tutta Italia. Chiusa la parentesi per tutti coloro che certo sono orfani del canale 252, anch'io sono rimasto male, d'altronde sono problemi economici, si chiamano così, un motivo in più magari per darci una mano sul sito radiolibertà.net, cliccare sostienici e poi abbonati, un motivo in più di uscire alle 8:22, dai, andate in posta, prendete uno di quei moduli bianchi, ci scrivete conto corrente postale 3767 1294 e lo intestate a Radio Libertà Milano, scrivendoci naturalmente la cifra, qualunque essa sia. Noi vi diciamo grazie. Grazie anche grazie al Fatto Quotidiano. Anche lui apre con il caldo. Clima da incubo, protocollo vuoto del governo, cantieri aperti, lavori al caldo, nulla cambia, l'Unione Europea si divide sulle emissioni. Capite come portano sfiga? Cioè adesso si stanno facendo protocolli in tutte le regioni, si smette di lavorare negli orari più caldi, eccetera. Niente, cantieri aperti, risponde il Fatto Quotidiano. Il provvedimento non costringe le imprese a alcun obbligo e Glovo premia chi lavora a 40 gradi. Abbiamo visto con quanti soldi. Il target della commissione resta poco ambizioso, riduzione del 90% entro il 2040. Non capisco questo poco ambizioso, ridurre le emissioni del 90%, cioè ci faranno fuori completamente dal punto di vista automobilistico. Le bollette elettriche gonfiate per 5 miliardi, lo sapete, in luglio arriva la bolletta simpatia, la bolletta chiara, la bolletta che capiremo tutti quanti. Bene, l'ARERA scopre i trucchi, le aziende rischiano multe, rapina, scrive il Fatto Quotidiano, le bollette elettriche gonfiate per 5 miliardi. Chi ha speculato? Nel 23-24 con i rialzi del gas per la guerra, la produzione è stata ridotta per far salire i prezzi, ma l'autorità nega gli atti al Fatto. Interessante oggi sul Fatto Quotidiano, l'avevamo capito comunque che c'era qualcuno che si stava arricchendo, e infatti il Giornale, caldo, fregatura in arrivo, vedi, è la Unione Europea, emissioni tagliate del 90% entro il 2040, la maggioranza attacca, obiettivo impossibile, alte temperature, malori in spiaggia, 2 morti in Sardegna. Centropagina sul Giornale, naturalmente il Papa e la Meloni, intesa su Gaza e Ucraina, il nodo migranti. Il futuro dell'acciaio, addio Taranto, Ilva trasloca a Genova. L'Ilva dice addio a Taranto, il suo cuore sarà Genova. Dopo l'uscita di scena del socio privato Steel, rivelata martedì dal Giornale, si profila un nuovo scenario per l'acciaio italiano. Decreto sicurezza e Albania.
Ne parliamo questa mattina alle 11 con il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. Cassazione, quell'intralcio all'equilibrio dei poteri, decreto sicurezza e Albania. E soprattutto cosa ha in mente la Lega? Perché non si accontenta di questo decreto sicurezza la Lega, bolle in pentola qualcos'altro. Siamo a pagina 12 del quotidiano Il Giornale, eccolo qua, Salvini spegne le auto ai recidivi che guidano in stato di ebbrezza. Il ministro firma il decreto sull'alcolock, il dispositivo non fa partire il motore se rileva tracce di alcol. Tutto da leggere, chiaramente. L'appuntamento è sul quotidiano Il Giornale a pagina 12. Non fa cenno all'altro nodo, quello dei monopattini, ma lo sapete, anche per i monopattini la vita è breve se fate i pazzi. Perché? Perché la targa è lì pronta e tra poco bisogna metterla. Maturità da horror, siamo ancora sul quotidiano Il Giornale a pagina 18, giustamente esce il bestiario delle cacchiate sparate alla maturità, il Nobel a Hitler, D'Annunzio estetista e l'Oscar alla Curie, gli strafalcioni clamorosi degli studenti, Émile Zola sardo, Moro rapito dalla mafia. Maria Sorbi in questo intelligente articolo, che però giustamente adesso sono diventati tutti internetari questi ragazzi. Certo, dare il Nobel a Hitler è veramente grave. D'Annunzio ha fatto tante cose strane sicuramente che magari non ci sono scritti sui libri di storia, ma dargli dell'estetista effettivamente comunque la maturità ormai penso che sia finita per tutti o quasi, veramente. Non pensateci più, cari studenti. Giro pagina, ma giro anche quotidiano. Sono sul quotidiano Il Tempo, devo dire quotidiano di riferimento in questi giorni per noi della Lega, ma soprattutto per noi che guardiamo i clandestini sempre con un occhio di riguardo, col cavolo occhio di riguardo, con un occhio preoccupato. Il Tempo apre però questa mattina con "E la sinistra tace ancora". Shock a Roma per l'immagine alla fermata del bus in una pensilina a Trastevere spunta la divisa dell'SS con la stella di David. Vergogna a pochi passi dalla grande sinagoga e la comunità ebraica insorge e accusa. La sinistra incita all'odio, antisemitismo diffuso e i leader Conte e Schlein restano in silenzio. Titolone, l'unico che titola così quest'oggi è per questo cosa che non deve accadere, chiaramente. La divisa dell'SS con la stella di David, quella divisa che marchia la sinistra pro-PAL, commenta il direttore Tommaso Cerno. Ma sul quotidiano Il Tempo si parla anche di noi, della Lega, la fatua dell'imam espulso da Bologna che odia gli ebrei, la Bibbia, la Lega e pure Mediaset. Wow! Paragonarci a Mediaset è quasi un insulto per noi della Lega. Scherzo. Però tra poco vi leggo a pagina 3 del quotidiano Il Tempo. E la toga rossa salva l'immigrato che insultò la figlia di Meloni, così Gianni Di Capo a pagina 4 del Tempo. Verso le regionali, ribaltone Marche, Calenda molla Schlein, Campania, De Luca verso la corsa solitaria e Cirielli si candida, così sfido la sinistra. Rebus regionali per Schlein, Calenda scarica Ricci e il direttivo di Azione Marche vota per sostenere Acquaroli. Wow! Gianni e l'investitura di Elli che non arriva. L'intervista a Sabino Cassese, la relazione contro il decreto sicurezza? Solo uno spreco di intelligenza. Il famoso costituzionalista interviene sulla relazione del Massimario sul decreto sicurezza dicendo uno spreco di intelligenza, un esercizio, si dice così, fa molto figo, è vero, è vero, è vero. Sì, sono le 8:30, mi devo fermare, c'è la pausa, c'è la pubblicità, salutiamo il nostro sponsor Acerbis,
Perché non ordinate da lui un po' di bava di lumaca, lo sciroppo? Ragazzi, l'ho preso, mi è passato tutto. Tra pochissimo la canzone indipendente sta per arrivare da Selargius, in provincia di Cagliari, Marco Mameli, cantante, doppiatore, ballerino, con una bella canzone intitolata Universo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Continua il caldo rovente sull'Italia per via di un anticiclone Pluto che lascia comunque spazio a dei temporali, specie pomeridiani. Nella prima parte della giornata avremo il sole ancora una volta protagonista su tutto il nostro paese, anche con cieli sereni, salvo per nubi sparse che interesseranno soprattutto i rilievi del nord, isolati rovesci da segnalare sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio fenomeni temporaleschi via via più frequenti su Alpi, Prealpi e Appennini. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche e cari amici di Radio Libertà, buongiorno da Alberto Acerbis. Dopo la chiacchierata che abbiamo fatto, che stiamo facendo parlando dell'olio extravergine di oliva, mi fa piacere che molti ci chiamano. Mi dimentico di dirvelo. Se qualcuno volesse delle informazioni più dettagliate, può chiamare 030 68 40 408, chiede di me, di Alberto Acerbis, e mi chiede tutto quello che vuole sapere sul nostro olio extravergine di oliva. Tante cose ve l'ho già dette io, ma c'è poco da dire. È olio italiano, estratto a freddo da olive italiane. Se volete le analisi chimico-fisiche per un'eventuale dieta che vi chiede il medico, per una vostra cosa, chiedetele, noi ve le mandiamo chiaramente, però quella è una richiesta importante e noi lo facciamo volentieri. E mi chiamate a volte, mi dite: Alberto, ne è ancora di olio? Sì, siamo un po' verso la fine. Noi siamo presenti sul mercato da tanti anni. Prenotate le 6 bottiglie, 3 del fresco di Frantoio, 3 del primo novello etichetta nera. Il fresco di Frantoio ottimo a crudo in cottura. Il primo novello etichetta nera è quello della domenica, vi ricordate? Compravi il vestitino bello, quello lo metti su, lo porti alla domenica. Diciamo noi a Brescia quello del dì della UR, cioè c'è una scarpa per tutti i giorni e una scarpa per la domenica. Il primo novello etichetta nera è un po' l'olio della domenica, quello del bruschettone, insomma, quello della compagnia, quello che fa sorridere, quello che fa riscoprire i sapori di un tempo, e per me ce n'è tanto bisogno, ce n'è tanto bisogno. Insomma, 84 euro, 6 bottiglie, trasporto non lo pagate, sull'uscio di casa, per ordinare. Perché io poi guardate che ambasciatore non porta pena. 030 68 44 08 è Brescia, oppure il nostro sito olioacerbis.com, perché, come diceva il nonno, l'olio bu erve sempre a gala, e così sia. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Buongiorno cari ascoltatori di Radio Libertà, mi presento, mi chiamo Marco Mameli e sono qui per presentarvi la mia prima canzone dal titolo Universo, che è il primo passo di un viaggio spirituale e autobiografico con elementi fantasy. Parlo della riscoperta di se stessi e della realizzazione dei propri sogni.
E in questo brano affronto il mio sentirmi costantemente fuori posto nella dimensione della realtà, un mondo fatto di limiti e insicurezze, dove desidero fuggire da tutto ciò, diventare la versione migliore di me, vivere nel mio vero mondo, dove posso sentirmi abbastanza. Questa canzone è uno sfogo, ma anche l'inizio di una rinascita, l'inizio di una battaglia per un sogno che sembra irraggiungibile. Questa canzone fa parte di un progetto un bel po' più ampio, composto da altri 5 brani connessi tra loro da una storia e da un preciso ordine di ascolto, dove il fulcro principale è la speranza. E questo è appunto il primo viaggio della speranza. E voi siete pronti per il viaggio? Vi auguro buon ascolto e spero vi possa piacere. Grazie. In uno spazio vuoto sono incatenato, nel buio intrappolato. Sono nel mezzo di un'alluvione, ascoltando i suoni della delusione. E chiedo scusa per non essere come gli altri. Ma per me, questo mondo è privo di senso. Questa è la volta buona che mi dispero, la volta buona che mi libero. Questa è la volta buona in cui darò sfogo alle mie frustrazioni. Vorrei che fosse infinito come l'universo, vorrei saltare, afferrare quel mio sogno perso, vorrei che fosse reale questo mondo pazzo. Ho paura di scrivere, ho paura di sognare, ho paura di creare senza lasciarmi andare. Nello specchio vedo il mio riflesso, non mi riconosco e sembra diverso. Dentro c'è il mondo che vorrei che mi rappresenta, ma la realtà è diversa. Ti prego, salvami dal tormento che mi son creato io. Vorrei che fosse infinito come l'universo, vorrei saltare, afferrare quel mio sogno perso, vorrei che fosse reale questo mondo pazzo. Ho paura di scrivere, ho paura di sognare, ho paura di creare senza lasciarmi andare. Prendere a calcio e ferrare, spaccare, bruciare, alzarmi in piedi, respirare, fermarmi, pensare. Non mi arrendo ma sto male, continuo ad incassare, riprendere e rifare per poi alzarsi e guardare. Prendere a calcio e ferrare, spaccare, bruciare, alzarmi in piedi, respirare, fermarmi a pensare. Non mi arrendo ma sto male, continuo ad incassare, riprendere e rifare per poi alzarsi e guardare. Vorrei che fosse infinito come l'universo, vorrei saltare, afferrare quel mio sogno perso, vorrei che fosse reale questo mondo pazzo. Ho paura di scrivere, ho paura di sognare, ho paura di creare senza lasciarmi andare. Ho paura di scrivere, ho paura di sognare, ho paura di creare senza lasciarmi andare. Poi è potente questa canzone, bravo Marco Mameli, arriva da Selargius in Sardegna, cantante, doppiatore, ballerino, questa
Universo ci ha portato alle 8:40 con il buongiorno rinnovato da parte di Sammy Varin e naturalmente i vostri WhatsApp, perché io non vivo senza di voi che mi scrivete al 340 6709 659, naturalmente commentando le notizie del giorno che vi sto leggendo. Il Poletto non sta simpatico a tutti, il grande Poletti, il nostro ex direttore di tanti anni fa, che a volte su Rete 4 la sera è un pochino di parte vuol dire non della Lega, vabbè, non possiamo pretendere, ma piace così tanto a Salvini sostenere quel partito di Forza Italia, scrive Gian. Gian, se vuoi, non sono Salvini, ma ti posso rispondere no, non ci stiamo andando d'accordissimo con Forza Italia. Adesso che Repubblica ha messo in pagina che stanno pensando di votare la cittadinanza con il PD, senti, vediamo, magari non è vero niente, scusami, magari Nevi ha detto una cosa sbagliata. Sì, sto piangendo, ma mi spengo il microfono quando piango. Sì, ok, ecco, D'Azeglio si dice che sia stato un esteta, non un estetista, Scusi la correzione. Va bene, no, vabbè, io d'Annunzio so tante cose, ma che facesse anche l'estetista mi sfuggiva. Sì, certamente, grazie a tutti coloro che mi stanno scrivendo e che hanno ritrovato Radio Libertà. Non siamo più in TV sul canale 252, ma è così facile a un certo punto, andate sul sito radiolibertà.net o ancora meglio scaricate l'applicazione di Radio Libertà. Se mi scrivete al 340 6709 659 come ha fatto Lucia pochi minuti fa, io ve la spedisco direttamente, è il metodo più veloce per ascoltarci soprattutto in vacanza. Poi chiaro, c'è la radio DAB che si compra in tutti i negozi di elettrodomestici e in tutte le radio c'è la banda DAB. Non è più come un tempo che non si usava poco, eccetera. Adesso è obbligatorio per legge in tutte le radio, oltre alla banda FM, oltre alla banda AM, oltre spesso al collegamento internet, c'è anche la banda DAB e Radio Libertà si ascolta in tutta Italia nella banda DAB e non dovete neanche cercarla, siamo tutti in ordine alfabetico, quindi basta cercare Radio Libertà e saltiamo fuori. Grazie a tutti gli amici anche che mi stanno scrivendo, vi nomino poco a voi di Facebook e di YouTube, però siete in tantissimi soprattutto sulla pagina di Lega Salvini Premier e vi ringrazio perché veramente ne dite di tutti i colori. Chiaramente la cosa bella che potete fare è condividere questa diretta, la rassegna stampa, ma anche qualunque altra trasmissione proprio su Facebook e su YouTube. Schiacciate il pulsante condividi e poi la potete spedire a parenti e amici tramite WhatsApp o condividerla sul vostro profilo Facebook. Roba intelligente perché diciamo quello che diciamo su queste frequenze non è che proprio passa molto sugli altri canali, chissà come mai. E quello che dice in questi giorni il quotidiano Il Tempo è bello piccante, ragazzi. Oggi a pagina 3 si parla della fatua dell'imam espulso da Bologna che odia gli ebrei, la Bibbia, la Lega e pure Mediaset. Un imam dietro l'altro, anche quello di Bologna non era tanto carino, l'abbiamo rimandato al suo paese. Ne è arrivato un altro che non è particolarmente gentile neanche lui. Fatto sta, procuratevi il quotidiano Il Tempo di oggi, giovedì 3 luglio, perché ne parla proprio all'interno con questa interrogazione. La Lega scrive al prefetto di Venezia: Borchia chiede di vederci chiaro, uso dei social per fare propaganda e raduni di massa senza autorizzazioni. Insomma, stanno un po' approfittando questi imam, siamo buoni, gentili, ma non ci facciamo mica prendere per il culo. Dal Pakistan la fatua dell'esilio di Khan
l'imam espulso da Bologna, quello che vi dicevo prima, che odia gli ebrei, Cisint, la Bibbia e Mediaset. Gli ebrei cercano di imbrogliare i cristiani, la Lega falsa propaganda contro l'Islam, a Mediaset giornalisti come lupi rapaci. Questa è la propaganda di Zulfikar Khan, l'imam di Bologna, espulso per motivi di sicurezza nazionale per suo aperto sostegno alla Jihad e ad Hamas, che non si placa anche dal Pakistan, dove l'abbiamo rimandato. Sui social continua a inveire contro la premier Meloni, contro Matteo Salvini, oltre a pronunciare frasi antisemite. Qui Parlamento. E che siamo gli unici a parlare di queste cose, non so perché gli altri canali non ne parlano, e sono allarmi che lanciamo io personalmente da più di 10 anni su questi canali. Grazie per essere con noi, il parlamentare della Lega Rossano Sasso, buongiorno. Buongiorno, sono di fronte a Montecitorio che sto per salire e mi sono rifugiato in un bar perché la calura estiva qui si fa già sentire, però siamo pronti. Sei gentilissimo, grazie, anche perché l'argomento importante è nostro da sempre. Questi allarmi su determinate posizioni troppo forti che non fanno parte della nostra cultura dell'Islam è arrivato a livelli insostenibili, e sento insomma che adesso sta partendo qualche cosa da parte della Lega contro l'islamizzazione nelle scuole, perché le ultime cose che abbiamo visto, e le avete sentite anche voi e viste, ascoltatori, ma solo se guardate Radio Libertà o se ascoltate determinate canali, sugli altri non se n'è parlato. Si portano i ragazzi in gita scolastica nelle moschee o in questi luoghi di culto che adesso si cuccano pure il 5%. Sì. Questo è stato solo l'ultimo degli episodi, in realtà sono anni che vediamo a scuola vietare le recite natalizie per non urtare la suscettibilità della famiglia musulmana. Sono anni che vediamo i nostri insegnanti togliere il crocifisso dalle aule perché in classe ci sono 2 bimbi musulmani. Sono anni che vediamo nelle recite di Natale la parola Gesù sostituita da cucù addirittura. Sono anni che vediamo scuole chiudere per il Ramadan, e quindi quella che Holbeck aveva definito tanti anni fa la sottomissione sta cominciando purtroppo ad arrivare anche da noi. Però c'è un mondo, un'area, un ambiente che non deve essere toccato da questi tentativi ideologici, che sono appunto le scuole. Le scuole sono strumentalizzate, sono al centro di un tentativo continuo e costante di indottrinamento da parte di attivisti politici, e o lo fanno con l'agenda arcobaleno LGBT o lo fanno attraverso dei docenti che saranno pur sempre una minoranza rispetto alla stragrande maggior parte dei nostri insegnanti, però gli episodi aumentano. Allora la Lega, oltre a denunciare, come fa dalla radio, come fa dalle aule parlamentari, adesso che al governo fa qualcosa di concreto. Infatti fra 2 ore, questa mattina, io e il vice segretario federale della Lega, Silvia Sardone, faremo una conferenza stampa in cui annunceremo una iniziativa normativa che tende a fermare intende a fare argine a questa deriva progressista. In che modo? Depositando una risoluzione in commissione con cui, ve lo dico in estrema sintesi per non essere troppo tecnico, noi fermiamo, o meglio, impegniamo con una risoluzione parlamentare il governo italiano a fare in modo che questa propaganda islamista termini e non si verifichi più nelle nostre scuole, nel pieno e totale rispetto della libertà di culto, nel pieno e totale rispetto dell'articolo 8, dell'articolo 33 della Costituzione. Però qualcuno mi deve spiegare cosa c'entri l'autonomia dell'insegnamento, perché la scuola deve restare uno spazio autonomo, con un imam che va in classe a leggere dei versetti del Corano in cui si invita ad ammazzare l'infedele, perché è quello che è accaduto. Questo noi non lo consentiremo.
E io ti ringrazio di aver fatto questo regalo ai nostri ascoltatori, hai anticipato quello che accadrà tra qualche ora, un'importante conferenza stampa della Lega su questo argomento e quindi un impegno che la Lega chiederà a questo governo di darsi da fare per limitare questo che insomma ci hai enumerato tante situazioni che sono accadute in questi ultimi 10 anni gravissime e che messa una sopra l'altra uno dice ma cosa cavolo sta succedendo? È veramente grave. Ci fermiamo, ma certamente Rossano ci collegheremo con voi, trasmetteremo questa conferenza e la riprenderemo e la commenteremo insieme. Buona giornata a tutti voi. Grazie, a presto. Qui Parlamento. Hai capito? Hai capito? È una stretta della Lega sulla propaganda dei musulmani nelle scuole, ma non soltanto, perché è stato un susseguirsi in questi anni di tanti atti, come la chiusura a pioltello della scuola per il Ramadan, cioè robe che non devono esistere, se uno vuole festeggiare il Ramadan, se vuole starsene a casa, se ne sta a casa, e togli il crocifisso, ma no, ci mancherebbe altro, e questi che fanno la festicciola l'ultimo dell'anno toccando le nostre ragazze, vabbè, sono compagni che sbagliano, ci mancherebbe. Il Tarrus Gamea è proibito da tutte le parti, e se ti beccano in Egitto che fai una roba del genere fai una brutta fine, però lo vengono a fare qui da noi, guarda un pochettino. Bene, no, teniamo presente, chiaramente riprenderemo questa conferenza stampa e avremo modo di parlarne, anche perché è un impegno che si prende il governo e che si deve prendere tutto il centrodestra, compresa quella Forza Italia che vorrebbe agevolare la cittadinanza italiana a braccetto con il PD. Lo scrive oggi Repubblica. Ius Scholae, la mossa di Forza Italia, pronti a votarlo con il PD. Uno dice, ma con tutti i lavori che potevi fare, Sammy Varin, proprio la rassegna stampa dovevi andare a condurre, veramente, potevo fare un programma di cucina, già lo faccio il mercoledì. Il caldo è il nuovo Covid, la verità la scrive quest'oggi veramente il quotidiano La Verità, da comprare se non l'avete mai comprato, anche perché è uno di quelli che costa meno, €1,50. Terrorismo mediatico, ogni decesso è attribuito al clima, il caldo è il nuovo Covid. Lo schema ansiogeno dell'informazione è lo stesso, la facilità con cui ogni fenomeno è ricondotto alle alte temperature pure. Lo scopo è sempre colpevolizzare il cittadino per imporre le costose e inutili politiche ecologiste, anziché attrezzarsi per mitigare gli effetti. E a proposito, di spalla, sulla transizione verde l'Europa fa il gioco delle tre carte. Industria a rischio, scrivono Claudio Antonelli e Sergio Giraldo. La Commissione europea ha presentato ieri le linee guida aggiornate sulla transizione green e la lotta alle emissioni di CO2. Con il collaudato gioco delle tre carte, la vicepresidente dell'esecutivo comunitario Teresa Ribera e il commissario con delega al clima Oeptra hanno parlato di flessibilità, mentre nella sostanza confermavano obiettivi realistici senza presentare studi sull'impatto economico delle varie misure. Il piano di Bruxelles prevede la riduzione del 90% delle emissioni entro il 2040, con la possibilità di acquistare crediti. Soldi, i soliti giochini dei soldi, capito? Da paesi extra UE che decarbonizzano. Critiche da parte del centrodestra, Forza Italia compresa, confermato sempre a partire dal 2040 l'obbligo di cambiare le caldaie a gas nel quadro delle direttive sulle case green. Aspetta un attimo, faccio i calcoli. Quanti anni avrò nel 2040? No, così per sapere, no? Bene, anzi male, ma questa è la prima pagina del quotidiano La Verità, ma tanto per fare un parallelo, io svolazzo sul sito elettronico del Corriere per dirvi, a proposito di terrorismo climatico, guardate cosa mette in primo piano il Corriere sul suo sito e anche sul cartaceo. Città in balia delle isole di calore, a Milano 47,5 gradi al suolo.
Cioè, se tu ti fai asfalto, se tu ti sdrai sull'asfalto, chiaramente finisci fritto, perché l'asfalto arriva a 47,5 gradi e mi sembrava anche poco, forse anche un pochino di più. Servono più alberi, il virgolettato. Ok. Quindi mi raccomando, non sdraiatevi sull'asfalto. Lo sapete, io scherzo, ma poi giustamente si è parlato anche di cani e gatti. Non fateli passeggiare sull'asfalto rovente. È verissima questa cosa. Però anche lanciare l'allarme 47,5 gradi al suolo. Ma chi è che sta sdraiato sull'asfalto? Punto di domanda. Bene. Ma anzi male, nuovamente, la verità, c'è speranza, signori, ma è scritto minuscolo, tranquilli, a pagina 19, via medaglie a nuotatrice trans. L'Università della Pennsylvania fa marcia indietro sul caso Lia Thomas e si scusa con le atlete biologicamente donne che sono state svantaggiate nella competizione. D'ora in poi chi è nato maschio non parteciperà alle gare femminili, che sembra veramente di dire delle robe, ma che cavolo, perché prima com'era? E prima, vi ricordate la box, eccetera, poi si è fatto qualche passo indietro, per fortuna. Sarà anche il cambio di presidente americano? Punto di domanda. Libero, sì, le perversioni del tempo. In prima pagina sul quotidiano Libero, poi all'interno la Meloni che è andata dal Papa, patto tra Leone e Giorgia su Ucraina, Gaza e finivita, dalle guerre ai temi etici, intesa tra Papa e Premier che chiede libertà per i cristiani in Medio Oriente e l'ambasciatore USA, noi e l'Italia, grandi amici. Ma ricordiamo, ieri dal Papa c'era anche il ministro degli esteri italiani, c'erano tutti praticamente, poi insomma non lo so cosa abbiano fatto, avranno pranzato, cenato. Saviano torna alla 7 e insulta Salvini, non vedeva l'ora, dopo che non ha dato la mano a Salvini in tribunale e gli ha detto vergognati, adesso è tornato e condurrà un programma sulla mafia. Ma cosa c'entra lui con la mafia? Dice che sul ponte Salvini si è fatto coglionare, c'è il verbo latino, cogliono, coglionas, coglionavi, coglionatum, coglionare. Mi fate sapere qualcosa voi latinorum? Lo scrittore tira in ballo anche il ruolo di Furgiuele e rilancia una tesi di Repubblica che era stata smontata anni fa dal Tribunale di Lamezia. Il leghista insulta me e i calabresi, lo denuncio. Sì, questo amica che Furgiuele sia entrato nella Lega per far costruire il ponte. Cioè, va bene, ma no, peccato insomma che Furgiuele è entrato nella Lega nel 2014 quando la Lega era al 3% e Salvini è diventato ministro delle infrastrutture 10 anni dopo. Va bene, giro pagina, sono sempre sul Libero, ragazzi. Scrivete WhatsApp al 340 6709 659 per commentare le notizie che tra poco poi leggo i vostri WhatsApp. Alle 9 avremo il qui Europarlamento e poi chiaramente sentiremo i vostri messaggi e le vostre telefonate. Il forfait di Giulia al premio Strega, non ho avuto neanche i libri, siamo sempre all'interno di Repubblica, ma soprattutto il paginone a pagina 17 per la legge di Salvini. Arriva il decreto Alcoloc, se bevi l'auto resta ferma. Nuova norma nel codice della strada. I recidivi costretti a installare l'apparecchio sulla vettura, se il tasso alcolico è alto, l'auto non parte. Te capì? Paginone a pagina 17 di Libero. Chiaramente se siete possibili alcolemici o conoscete gente che beve tanto, nel caso di acquistare Libero, ma Libero ritorna anche a pagina 19 sull'argomento che abbiamo lanciato, forse solo noi su questa radio. Nella posta volantini per diventare musulmano, è successo a Mestre, in 6 fogli i privilegi della conversione, è polemica. Caro lettore, mi chiamo Iran e sono un musulmano, vorrei condividere con te come una persona può entrare in paradiso. Un articolone oggi sul quotidiano Libero che ben ci racconta come si sono
evoluti questi islamici, sono diventati più bravi addirittura dei testimoni di Geova, che ormai troviamo solo fuori dagli ospedali, ragazzi. Ma datevi un po' più da fare, testimoni di Geova. Misteri, miti e tanti soldi. Gli UFO sono ancora di moda. Unico quotidiano che a pagina 18 oggi Libero parla di UFO. Noi avevamo anche una trasmissione ieri, la giornata nazionale. In 20 anni gli USA ne hanno avvistati 143, molti i governi che investono in ricerca. L'Italia lo fece, pensate, con Andreotti. L'intervista al presidente del centro studi CISU Edoardo Russo: in 3 milioni hanno visto oggetti volanti. E anche noi spesso e volentieri ne parliamo perché pensiamo che siano tra noi e basta guardarci in faccia per scoprire chi potrebbe essere un extraterrestre. Sì, mi fermo, certo, c'è la pausa, poi c'è il Qui Parlamento e poi chiaramente apriamo le linee con voi ascoltatori. Chi è che sentiamo? Niente da perdere, si chiama Ilaria Galassi, ci parla della leggerezza degli amori estivi e lei, pensate, cercatela su Instagram, Ilaria Galassi, è l'ex ragazza di Non è la Rai. Davvero credi ancora alle bugie che ti hanno detto stanotte? Se sei nel messaggio di non farmi rivedere mai più, non sei venuta neanche alla mia festa per la gente che c'era, o è soltanto una scusa per parlare male ancora in giro di me? Hai per caso da accendere dopo il terzo caffè? Tu dimmi cosa hai da perdere se stasera vengo da te. Mi perdonerai se ho bevuto troppo, se ho lasciato nudo sul parquet. Non mi va di stare da sola in questa stanza. Amo sbagliare, baciarti, affogare. Se tu l'estate che manca, se tu l'estate che manca. Sarà che c'è il figo solo se lo guardo con i tuoi occhi. Sarà che la stazione di Milano ancora parla di te. Faccio tardi, c'è traffico, tanto sai bene com'è. E non ho niente da perdere se stasera vengo da te. Mi perdonerai se ho bevuto troppo, se ho lasciato nudo sul parquet. Non mi va di stare da sola in questa stanza. Amo sbagliare, baciarti, affogare. Se tu l'estate che manca, se tu l'estate che manca. Il vento e il mare, nell'aria il tuo profumo. La sera e il cielo, il tempo di un respiro. Il vento e il mare, nell'aria il tuo profumo. Mi perdonerai se ho bevuto troppo, ti ho lasciato e non so perché. Se ti va restiamo da soli in questa stanza. Amo sbagliare, baciarti, affogare. Se tu l'estate che manca, se tu l'estate che manca, se tu l'estate che manca. Cicapeo, ex ragazza di Non è la Rai, che storie. Ex Grande Fratello anche, Ilaria Galassi, la sua canzone per l'estate si intitola Niente da perdere e ci porta alle 9:03. Tra pochi minuti apriremo anche le linee allo 02 9294 7222, mentre sto già ricevendo i vostri messaggi WhatsApp al 340 6709 659. Scrivetemi soprattutto voi che avete perso il canale 252, come dicevamo, purtroppo abbiamo dovuto per il momento rinunciare al canale TV per meri problemi economici, ma ci rilanciamo ad esempio sulla nostra applicazione. E visto che ormai siamo nel 2025, ragazzi miei, che abbiate 20 anni o che ne abbiate 80, è veramente molto semplice ascoltare Radio Libertà attraverso il vostro telefonino. Non sapete dove trovare l'applicazione di Radio Libertà? Scrivete
mandatemi un WhatsApp adesso al 340 6709 659 e ve la invio subito. Qui Europarlamento. Benvenuti su Radio Libertà, canale TV 252 e Radio DAB. Qui Europarlamento, ospite di oggi l'onorevole Raffaele Stancanelli, già sindaco di Catania ed europarlamentare Lega. Benvenuto. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Allora, partiamo subito con i lavori nella Commissione Agri, visto che lei è capodelegazione del gruppo. In particolare le proteste dei trattori del 2024 hanno scosso l'Europa, no? Quindi secondo lei quali messaggi pensano siano stati ignorati dalla Commissione europea e se ad oggi è cambiato qualcosa? Allora, innanzitutto la protesta cosiddetta dei trattori è stata utilissima perché ha messo in evidenza come le politiche agricole degli ultimi 5 anni, cioè della passata legislatura, sono state deleterie nei confronti degli agricoltori, perché l'approccio che ha avuto la Commissione sulla spinta di Timmermans, che è stato un flagello per l'agricoltura, ma non soltanto per l'agricoltura, ha creato delle crisi enormi. Cosa è successo? È successo che in questa legislatura vi è una, melius repetenta, una rivisitazione di quello che era il Green Deal ideologico. Questo non vuol dire che abbiamo risolto i problemi, questo vuol dire che oggi c'è più attenzione nei gruppi cosiddetti moderati. Faccio un esempio ben preciso. Tutto l'arco della destra è chiaro che è stato vicinissimo agli agricoltori, ai pescatori, ai produttori. I cosiddetti popolari sono stati a cavallo dell'uno e dell'altro fronte. Oggi sentono la spinta delle loro opinioni pubbliche. Quindi io sono moderatamente ottimista che qualcosa cambierà e questo lo potremo vedere. Come ha detto lei, sono il coordinatore dei Patrioti all'interno della Commissione Agri, lo possiamo vedere nella nuova PAC, nella politica agricola comune che sarà presentata quanto prima. Là faremo valere le nostre opinioni e penso che riusciremo ad aggiustare qualcosa. Non è possibile che l'agricoltura sia in mano a coloro i quali per ideologia sono convinti che gli agricoltori sono gli avvelenatori della terra. Ecco, è una concezione a essere, come posso dire, leggeri e fuorviante, perché non si è mai visto un soggetto che uccide o inquina l'oggetto del suo sostentamento, della sua famiglia, della sua produzione. Ecco, io incomincio a essere più ottimista perché i partiti e i gruppi pragmatici potrebbero avere anche la maggioranza. Quindi qualcosa evidentemente si sta muovendo, sta cambiando. Ci stiamo muovendo e ovviamente questo è dovuto alla grande protesta dell'anno scorso dei trattori. E noi come Lega abbiamo un grosso rapporto, non dico preferenziale perché non voglio, ma sicuramente di contatto, di collaborazione con tutte le organizzazioni agricole italiane e anche europee. E questo sta facendo sicuramente bene. Io le faccio un esempio, io sono reduce da 1 a 3 giorni in Perù, dove abbiamo parlato tra l'altro di energie rinnovabili e di Mercosur, e ho spiegato agli stessi parlamentari latinoamericani come il Mercosur, che loro considerano una panacea, il Mercosur sotto il profilo dell'agricoltura potrebbe avere gravi ripercussioni in Europa per 2 motivi semplicissimi. Intanto per la sostenibilità sociale, là i prezzi della manodopera sono assolutamente inferiori all'Europa, e quindi questo cosa succede? Che le importazioni che noi saremo costretti a fare sconteranno un prezzo molto minore e quindi saranno competitive. E poi sotto il profilo fitosanitario non ci sono le regole in Sud America che abbiamo noi, e questo può essere anche un danno non soltanto per l'economia ma anche per la salute degli europei. Ecco, su questo stiamo facendo una grande battaglia. Sul Mercosur abbiamo impostato un lavoro di assoluta negazione da parte della Lega, da parte del gruppo dei Patrioti, e qualche risultato speriamo di poterlo ottenere. Ecco, sempre rimanendo in tema Europa, qualche settimana fa si è svolto un evento importante ad Atene dei Patriots for Europe, da cui è nata
la dichiarazione di Atene sulla libertà di espressione e dei valori democratici. Quali sono i punti chiave di questa dichiarazione? Allora, anch'io ero ad Atene, perché quando si fanno questi gruppi di lavoro che durano 3 giorni ma che sono intensissimi, ecco, qua vorrei sfatare un mito, come se andassimo a fare una vacanza, una gita. No, i 3 giorni degli Studi Day sono sempre importanti perché si sviluppano tematiche di carattere generale dove ogni gruppo, in questo caso il nostro gruppo, mette in evidenza quali sono le problematiche del momento. 2 sono gli aspetti essenziali di questa nostra presenza di 3 giorni a Atene. Uno, quello a cui ho fatto accenno lei, la libertà di espressione. Non è possibile che in Europa chi si oppone al politicamente corretto in tutti gli ambienti viene considerato un eversivo che non ha diritto di parola. Ecco, la libertà di espressione in questo senso. Noi richiediamo la possibilità di dire la nostra. Guarda, le faccio l'esempio del Sud America, del Perù. Hanno detto che eravamo sovversivi perché osavamo dire alcune cose che sono in contrasto con l'opinione generale delle sinistre e dei progressisti, e mi hanno detto che ero sovversivo. Ecco, per loro dire le cose così come uno le pensa contro il politicamente corretto è essere sovversivi. Ecco, nella dichiarazione di Atene riaffermiamo il diritto a poter dire, a poter parlare col senso comune e con le nostre idee. Il secondo aspetto che è stato analizzato anche nella carta di Atene è quello relativo all'immigrazione. Cioè, tra l'altro io vorrei fare un collegamento col referendum di ieri. Certo. Cioè, come avete visto, per quanto riguarda la cittadinanza, anche coloro i quali sono elettori di centrosinistra la pensano come noi, perché ieri c'è stato il referendum, è un fatto ormai assolato, che anche gli elettori di centrosinistra sono contrari a questa apertura indiscriminata alla cittadinanza, senza tenere conto che in Italia chi è in regola dopo 10 anni, non dopo 50 anni, diventa cittadino italiano, cosa che non avviene in tantissime altre parti del mondo. Quindi è una scelta soltanto ideologica e politica che non ha nulla a che vedere con la realtà. Ecco, ad Atene abbiamo detto che l'immigrazione clandestina va contrastata in ogni modo. Ecco, sempre sul tema del referendum, visto che l'ha citato prima, ieri appunto abbiamo visto che c'è stata un'affluenza bassa, intorno al 30%, quindi il quorum non è stato raggiunto, però c'è un dato che comunque può far riflettere, che è quello dei 3 milioni di italiani che hanno votato favorevolmente, che sono andati a votare e che hanno votato favorevolmente ai quesiti sul lavoro e contrari alla cittadinanza. Come lo interpreta questo voto? Ma lo interpreto in questo modo perché veda le battaglie che fa la sinistra. Ma io voglio spendere, come lanciare una freccia a favore della vecchia sinistra. La vecchia sinistra, la sinistra operaia, nel secolo scorso si era caratterizzata, secondo me in maniera sbagliata dal punto di vista metodologico, ma si era caratterizzata per essere la portatrice delle istanze dei lavoratori, degli operai, di coloro i quali faticavano. La sinistra si è trasformata ora in un grande partito radicale di massa che cerca di utilizzare soltanto le politiche minoritarie, in questo caso quelle degli immigrati, senza avere nessun aggancio con la realtà concreta anche degli interessi dei lavoratori. Come la possiamo interpretare noi una consultazione elettorale dove quasi 3 milioni di persone che sono sicuramente di sinistra e che hanno votato per i referendum cosiddetti sociali, poi anche qua potremmo fare dei ragionamenti, e si sono detti contrari alla riduzione della cittadinanza? Vuol dire che anche a sinistra, nel popolo della sinistra, cioè in coloro i quali vivono quotidianamente la realtà delle periferie italiane e anche dei centri storici, che vivono la competizione con coloro i quali non sono in regola e rubano loro il lavoro e sono degli immigrati irregolari, anche loro reagiscono e rispondono no alle impostazioni solo ideologiche della sinistra, e qui lo interpreto solo così. Bene, grazie mille allora all'onorevole Stancanelli per averci dedicato questi minuti. Grazie a voi per l'invito, Lo ringraziamo e buon proseguimento qua sui canali di Radio Libertà. Grazie, buongiorno.
Qui Europarlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Mai censura. Ancora buongiorno, siamo tornati in diretta, sono le 9:15. Radio Libertà, la voce di Sammy Varin. E anche le vostre voci, se volete, potete entrare in onda con me chiamando 0292 94 7222 o inviando un messaggio WhatsApp al 340 67 09 659. Il quotidiano di Sicilia, quotidiano d'Italia, titola questa mattina: la giustizia italiana è terzultima in Europa. 511 giorni per una sentenza di primo grado. Questo è il report della Commissione europea. Soltanto Croazia e Grecia fanno peggio del nostro paese. L'editoriale di Carlo Alberto Tregua si intitola Morte, trasferimento dello spirito. Chiaramente ringraziamo il quotidiano di Sicilia che ha scelto di fare pubblicità e di farsi sentire, vedere su questo canale, e chiaramente invitiamo tutti voi a fare lo stesso. Fatevi avanti, pubblicizzate la vostra azienda scrivendo semplicemente una mail, certo, alla nostra radio, o anche un WhatsApp in questo momento al 340 6709 659. Intanto però certo sono tutti in attesa. No, e stavo sbirciando un attimino tra le ultime notizie. Maxi incendio a Creta, turisti evacuati da hotel e case vacanza, forti raffiche di vento, e poi naturalmente fanno vedere che ci sono 47 gradi sull'asfalto italiano, ok? 47,5 gradi al suolo. Attenti a dove mettete i piedi. Chi c'è in linea? Pronto? Buongiorno signor Semmi di Getta. Quella. Allora, io ho chiamato perché, signor Semmi, io sono contro l'ingresso dei lavoratori stranieri. E allora, l'annuncio dato, mi sembra, dal governo dell'ingresso di 500.000 lavoratori stranieri mi lascia un po' perplessa. Prima di tutto perché non specifica la loro provenienza. Poi, secondo luogo, anche se questi stranieri vengono, signor Semmi, per lavorare, porteranno le famiglie, faranno figli che diventeranno quelli che oggi sono i giovani di seconda generazione. E allora io dico, con tutti i problemi che stanno causando. In terzo luogo, gli sbarchi continueranno, quindi ai 500.000 regolari si aggiungeranno i clandestini che continueranno ad arrivare. Forse con questa mossa, signor Semmi, il governo vuole ingraziarsi, penso che sia la parola giusta, gli elettori di sinistra. Io penso invece che non solo non guadagneranno a sinistra, ma perderanno elettori anche a destra. Un'autentica mossa suicida. Tutto qua, la saluto e buona giornata. Grazie. E voi che ne pensate? 0292947222. Io penso che le quote dei flussi ci sono sempre state, e quindi semplicemente adesso si cerca di controllare chi entra e soprattutto che fine fa chi entra. Il famoso click day, se ne è accorta la Meloni, c'era un magna per cui queste persone arrivavano e poi il lavoro effettivamente non ce l'avevano, e che fine facevano? Controlliamo su base regionale dove vanno queste persone. La verità, chiaramente, qui c'è la parte comunista che vi parla del Sammy Varin, è che molte aziende hanno davvero bisogno di questa manodopera. Quei famosi lavori che gli italiani non fanno più, ce n'è qualcuno. Poi chiaro, se sono sottopagati allora è logico che gli italiani non vogliono farli. La verità sta nel mezzo, sicuramente, e questa radio serve apposta anche a parlare di questo e a dare dei consigli un po' più precisi alla politica che ci ascolta. La politica ci sta ascoltando. 0292 94 7222. Pronto? Sì, pronto. Ciao. Sono Angelo di Parre. Ciao Angelo. Ecco, la mia domanda è penso molto più semplice e fuori da quello che è. Diciamo, la televisione adesso l'avete sospesa per mancanza di soldi, ma io dico, la Lega c'è un bel po' di parlamentari, un bel po' di sindaci, di amministratori locali.
non sarebbe fare un po' come hanno fatto i comunisti e loro come fanno tutti, no? E dire tu prendi 15-20 mila euro al mese, ne devi versare tot per tenere in piedi, per strutturare il partito. Grazie Per caro, grazie strutturarci. caro. La verità è che non sono tanto problemi economici quanto un vero e proprio rilancio che si vuole fare di questa radio, e chiaramente per rilanciarla ci vogliono soldi, e quindi il canale 252 era importante sicuramente, eccetera, ma probabilmente ci sono delle novità ancora più belle, ancora più importanti in arrivo, e chiaramente sono novità, sono sorprese che avremo modo di parlarne. 0292947222. Pronto? Buongiorno Sammy dal Veneto, Antonello, Ciao. buongiorno. Pronto? Vai. Ecco, allora un messaggio per chi ci ascolta. Vi siete lamentati per decenni dell'opera di predicazione dei testimoni di Geova. Li avete respinti come infami accuse, come quella della Rete 4. Avete manifestato estrema intolleranza religiosa. Ora, cari lombardi, veneti, italiotti, grattatevi le ferite. Certo, se voi volete predicatori di quel genere, come quelli islamici, bene, teneteveli adesso, così imparate a non lamentarvi della buona e brava gente che invece viene a trovarvi e vi porta un messaggio di speranza. Caro Sammy, per piacere non parlare più del conto corrente postale per continuare a sostenere la vostra radio, per cortesia, falla finita questo conto corrente che lì dice, ma tanti ce ne sono a migliaia in quelle sedi. Usate il bonifico bancario istantaneo, più semplice e non costa nulla. Ciao Sammy. Grazie caro, grazie caro. Beh, sicuramente sì, è sicuramente molto più veloce, però ti dico, ci sono molti anziani che vanno ancora in posta a ritirare la pensione, cosa sbagliatissima, e non possiamo dire non andate più a ritirare la pensione. Semplicemente c'è questa usanza per avere i contanti, non lo so, eccetera, e vanno ancora in posta a pagare le bollette della luce, del telefono, eccetera. È vero, e quindi già che si va in posta avete questa facilità di utilizzo del mezzo della posta, ricordatevi di aiutare Radio Libertà. Conto corrente postale 3767 1294. Questo dovete scrivere sul foglio bianco. Conto corrente postale 3767 1294. Lo intestate a Radio Libertà Milano e ci scrivete la cifra, fossero anche quei famosi 5 euro, per aiutare la nostra radio. Poi chiaramente attraverso il sito radiolibertà.net, cliccando sostienici e poi abbonati, potete fare tutto tranquillamente con la vostra carta di credito o qualunque altro mezzo. E poi infine grazie. 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Quella. 3 cose veloci, spero di ricordarmene tutte e 3. La prima, lo Ius Scholae. Si parla della cittadinanza da dare, da regalare ai ragazzini con 10 anni di scolarizzazione, giusto? È così? Però c'è il trucco. Se io do la cittadinanza al bambino o alla bambina minorenne, automaticamente per una questione transitiva la cittadinanza viene data anche ai genitori, se non vado errato, giusto? Questo viene sottaciuto. Quindi sarebbe eventualmente da discuterne, ma sicuramente chi è in Parlamento lo avrà già fatto con gli amici di Forza Italia. Io te l'ho sempre detto che Forza Italia, secondo me, alle prossime elezioni si alleerà con il PD e scaricherà Fratelli d'Italia e la Lega. Perché? Perché ormai il gioco non è più tra destra e sinistra, ma è tra euristi o globalisti e sovranisti. Seconda cosa, noi ci stupiamo dell'avanzata musulmana in questi ultimi anni. Ricordiamoci che per la religione coranica il terreno calpestato dal fratello diventa automaticamente musulmano. E noi siamo stati, come Italia, calpestati dai musulmani all'epoca degli arabi, ma siamo stati calpestati anche dalle truppe marocchine che nella seconda guerra mondiale hanno combattuto a fianco delle armate francesi quando c'è stata la risalita dalla Sicilia
fino praticamente al nord Italia. Quindi l'Italia per loro è musulmana e diventerà musulmana, e secondo me se non ci svegliamo lo diventerà davvero. Il problema è che non ci svegliamo. Comunque speriamo bene. Terza cosa, vi vorrei rifare a un paio di giorni fa o a ieri, quando parlavi dei cani, il problema dei cani aggressivi. Allora, secondo me sicuramente ci sono cani che hanno un'aggressività potenziale maggiore di altri, come dicevi te, i molossoidi, ma c'è anche la mancanza di insegnamento da parte dei familiari più grandi ai bambini, perché molto spesso, io ho avuto 2 cani nella mia vita, noi consideriamo il cane il più pattotto, ma anche il cane ha i suoi giorni buoni o i suoi momenti buoni, o il gatto ha i suoi momenti buoni e i suoi momenti cattivi, i momenti in cui non sta bene e quindi è meglio lasciarlo in pace, e lui ti lancia dei segnali con le buone per farti capire quando non vuole essere avvicinato, e se noi non lo rispettiamo lui si difende. Quindi i nonni, i genitori, sarebbe bene che oltre a fare un corso loro per i cani lo facessero fare anche ai bambini, perché così si eviterebbero dei problemi. Ciao, grazie Sammy. Sempre grazie. In effetti la Lega ci sta pensando a fare un patentino ai possessori dei cani, che molto spesso i padroni dei cani sono direttamente questi ragazzini, insomma, e chiaramente il patentino lo fai fare all'adulto che poi deve insegnare al bambino, insomma, come si può trattare un cane che può diventare pericoloso. Dai, il più veloce va in diretta, chiamate adesso 0292 94 7222. Pronto? Pronto, ciao Sammy, ho parlato, non so se per caso mi hai già sentito. Eccoci. Forse no, non lo so, No, perché no, sentivo la dimmi voce di tutto. questo signore. Niente, io dico, l'ha già messo in atto Prodi di mandare all'estero le ditte e roba varia, e gente che arrivava, milioni di persone ci sono arrivate. Adesso anche l'Europa pretende che le industrie italiane vadano all'estero. Nel frattempo che cosa facciamo? Portiamo qua ancora gente? Non lo so se sono io che non capisco questo meccanismo così contorto. Ecco, ci sono certe contraddizioni nella sinistra. La sinistra che vuole qui i musulmani e poi fanno sfilare i gay, che i musulmani li odiano. Però zitti, nel frattempo i musulmani stanno zitti, non parlano dei gay, fin quando non saranno al potere loro, perché più che religione per me è una religione, una fede, è potere assoluto quello. Ecco, scusami, però non sento mai dire questa contraddizione. Se mandiamo all'estero ancora queste industrie, non so cosa faremo in Italia, ma ci vogliono distruggere l'Europa, ci vuole così tanto, non si può uscire da questa Europa. Scusami la mia... Ma che, ti ringrazio la mia io, rabbia. anche perché No. troppo spesso avete ragione, e queste sono tutte argomentazioni, poi mi raccomando, tenetele in caldo, che porteremo sul Sacro Pratone di Pontida. Il 21 di settembre, lo sapete, la festa nazionale di Pontida, da tutta Italia arriveremo sul Sacro Pratone, ne parleremo sul palco e ne parleremo anche allo stand di Radio Libertà, perché tra le decine di stand da tutta Italia ci saremo anche noi il 21 settembre a Pontida. Prenotate il pullman dalla vostra sezione, distribuiremo i nostri gadget, e qua il portachiavi in legnetto bruciacchiato nel camino di Roberto Calderoli è già richiestissimo, e soprattutto parleremo di queste argomentazioni che riguardano poi il futuro della politica italiana, e vi ringrazio per puntualizzarle in diretta. Ultime chiamate, il più veloce va in onda. Pronto? Pronto? Ciao. Mi sente? Pronto? Prego. Sì, buongiorno, Gino, già ho mandato qualche messaggio. Nulla, il fatto di non essere più sui canali TV, guardi, è una grossa perdita, è una grossa, molto, molto, forse capisco i problemi economici, non so come è possibile superarli. Ho sentito di miglioramenti futuri, ma su che cosa? La televisione è tutto, vedere l'immagine, sentire la voce, è tutto.
secondo me è una grande, grande perdita. Grazie Sammy. Grazie a te. E ve l'ho detto, c'è un rinnovamento della nostra emittente, purtroppo in questo rinnovamento c'è la rinuncia, almeno per il momento, al canale 252 del televisore, dove ci si poteva ascoltare e vedere in questi anni. L'ultima telefonata, pronto? Pronto? Quella. Mi senti? Ciao Sammy. Ascolta, allora, io sono decenni, dal 1994 che voto Lega. Ho votato destra, ma io mi chiedo da decenni perché gli italiani non si rendono conto che l'Italia è allo sbando, è allo sbando da quando è entrata nella NATO, è allo sbando da quando ha dato le sanzioni a Putin, siamo allo sbando quando i giudici difendono i delinquenti, che questo è un brutto segnale, siamo allo sbando perché le carceri sono strapiene di migranti e non li riportano a casa. Investiamo nelle armi e per fare una risonanza magnetica ci vogliono 2 anni. Ma io dico, ma qualcuno al Parlamento è sano di mente? Cioè, le tasse che ci massacrano, l'INPS che ci distrugge, l'Enasarco che ci distrugge, ma di che cosa stiamo parlando? A Kiev, ma dai! Grazie, ti perdiamo ogni tanto, ma questo messaggio, devo dire, andrebbe isolato e trasmesso ogni 10 minuti su questa radio, perché riguarda veramente tutti noi e una politica che speriamo possa sempre migliorare. Qui ci fermiamo, tra pochissimo l'editoriale di Sallusti e poi arriva, è già qua, è pronto, vestito di giallo come un canarino, arriva Giulio Cainarca con la sua trasmissione, sempre intorno alle 10. Per scoppiare quando canta il canarino. Oggi è un canarino canterino, Giulio Cainarca. Attenzione, perché quando canta Cainarca si spara ferocemente. A più tardi. Avete ascoltato